Amici, buongiorno. Ecco, siamo arrivati alla terza domenica di Quaresima. Ecco, la domenica proprio dedicata da parte degli nostri antichi alla preparazione dei famosi lauredda. I lauredda cosa sono? Sono dei piccoli campi di grano che si formano all'interno di una piccola vaschetta, di un piatto e così via, che poi verranno poi portati in chiesa per il giovedì santo per addobbare l'altare della Geposizione. Cos'è l'altare della Geposizione? È l'altare in cui viene deposto Gesù sacramentato dopo la messa in Cena Domini. Ecco, il giovedì santo si ricorda l'istituzione della Santa Eucaristia e subito dopo poi viene portato in forma solenne con tutti gli onori, il baldacchino e così via, Gesù sacramentato deposto in questo altare addobbato in una maniera particolare, tra cui ci sono questi lauredda. Ecco, lauredda che vengono preparati con il grano che viene messo diciamo a bagnomaria qualche giorno prima, 24 ore prima, massimo 48 ore prima, per facilitare il germoglio, diciamo, la vegetazione della pianta stessa. È molto facile preparare, diciamo, questo piccolo campo di grano, in quanto basta mettere in una vaschetta di piccole dimensioni un po' di terra molto fina e del grano che diciamo è già stato bagnato. Ecco la procedura, mettiamo circa 1 centimetro di grano in maniera tale che questo grano nell'arco di queste 2 settimane che rimangono riesce a vegetare, ma la cosa importante è di mettere il grano in una zona buia in maniera tale che la clorofilla non dà la possibilità di far diventare la pianta verde, perché diciamo il grano viene messo nell'altare proprio per il significato eucaristico di colore bianco. Infatti poi nell'arco di pochi giorni, tra il giovedì, il venerdì santo e la mattina del sabato santo, poi il grano, il laured, nell'arco dei 24-48 ore si trasforma di colore bianco e diventa un po' verde. Ecco, abbiamo preparato già questo piccolo campo di grano, basta solo mettere qualche goccia di acqua in maniera tale da bagnare un po' la terra e dare la possibilità di germogliare con molta più facilità. Verrà aggiunta anche qualche goccia di acqua nei prossimi giorni e viene coperto e nascosto all'interno di una stanza o coperto con una cassetta di legno, coperta e così via, e si trasforma. Il lauredo viene fatto anche per collegarsi a un passo evangelico di Giovanni del capitolo 12 in cui Gesù dice parlando anche con le persone del tempo, e doveva parlare sicuramente con delle parabole per farsi capire dalle persone che non avevano molta istruzione, diceva proprio: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Invece se il chicco di grano muore, produce molto frutto. Si riferiva al chicco di grano per, diciamo, era una metafora per collegarsi alla sua morte e risurrezione. Ecco, con la morte Gesù, anche se muore attraverso il patibolo della croce, successivamente attraverso la resurrezione si ha la possibilità, Gesù viene proprio nel mondo per redimere il genere umano e con la risurrezione praticamente Gesù salva il genere umano. Ecco, un passo evangelico legato benissimo a questa antica tradizione di formare lauredde, ecco, che i nostri antenati da sempre hanno addobbato le chiese. Io mi ricordo da piccolino nelle chiese del Carmine, di San Domenico e alla Matrice, dove veniva celebrato il Triduo Pasquale, tutte le donne, gli anziani del quartiere preparavano questi lavoretti e con entusiasmo il giovedì santo, la mattina del giovedì santo, lo portavano in chiesa addobbati con nastri, venivano diciamo un po' con fiocchi e così via, proprio per arricchire questo
lavoreggio, in segno anche di ringraziamento, anche di buon auspicio, di buona produzione anche per i campi che in questo momento sono in produzione e andranno poi mietuti nel prossimo mese di giugno-luglio. Ecco, continuerò il video poi successivamente, non appena ci saranno i primi germogli di questo grano, e poi nella fase finale dove il lavoreggio sarà pronto per essere portato in chiesa per il giovedì santo. Ecco, siamo a distanza di 8 giorni dalla semina e il lavoreggio ha iniziato la sua crescita. Siamo a circa 4-5 cm di germoglio. Fra una settimana giustamente arriverà anche alla crescita desiderata. Buongiorno cari amici, ecco siamo a 15 giorni dalla semina del lavoreggio. Il lavoreggio continua la sua crescita e siamo a quasi 15 cm di altezza. Ecco, fra una settimana sarà il giovedì santo e il lavoreggio sarà pronto per essere collocato nell'altare della reposizione. Ecco, siamo in chiesa madre, si conclude questa fase della semina e siamo a mercoledì santo, il giorno in cui viene preparato l'altare della reposizione. Il lavoreggio è pronto per essere messo nell'altare della reposizione e viene consegnato al superiore della confraternita, che solitamente organizza l'altare, organizza tutto quanto che serve poi per il giovedì santo. Grazie. Grazie.